Vicepresidente Bolsonello, la sua missione in Giappone di ottobre 2016 oggi riceve una conferma molto importante con la visita della prefettura di Shizuoka che riguarda molti temi, principalmente il porto, l'agroalimentare e lo sport. Devo dire che quando succedono cose come queste si ha la certezza di aver lavorato in un certo modo e soprattutto che non si è andati a fare delle gite. Fra l'altro l'ottobre scorso quei 4 giorni sono stati 4 giorni molto intensi ed hanno portato poi alla firma oggi di questo protocollo tra l'autorità portuale di Trieste e la prefettura di Shizuoka. È un protocollo molto significativo, apre opportunità notevolissime sia in termini di andata che in termini di ritorno, nel senso che non c'è solo un'attrattività quindi del porto di Trieste da una parte, ma c'è anche la possibilità dei nostri produttori di andare su Shizuoka, quindi sul porto di Shimizu, e poi avere un'apertura in quei mercati. In particolare in questa delegazione oggi ci sono alcuni commercianti, grandi commercianti di vini, sono fra i più importanti distributori del Giappone, che non hanno nella loro lista, nel loro catalogo vini del Friuli Venezia Giulia. Hanno vini italiani ovviamente piemontesi, toscani, di altre regioni, non hanno i nostri vini friulani. E questo è importantissimo, per cui oggi apriamo un altro capitolo di questa nostra grande storia vitivinicola di questa nostra regione, quindi diamo ulteriori opportunità ai nostri produttori. Governatore Namba, tra la prefettura di Shizuoka e il Friuli Venezia Giulia si è creata una relazione speciale. Nel 2015 abbiamo cominciato l'amicizia attraverso la gara ciclistica, però adesso, dopo 2 anni, questa volta siamo riusciti a parlare anche dell'usanza del porto e anche la relazione economica. Stiamo riuscendo a sviluppare la nostra amicizia. Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, oggi ha firmato un atto con la prefettura di Shizuoka che sancisce una collaborazione concreta con il porto giapponese. Sì, una collaborazione concreta in cui noi crediamo molto, in generale noi crediamo molto che vadano sviluppati non solamente rapporti con una serie di sistemi portuali internazionali per sviluppare i traffici, ma noi pensiamo anche che valga la pena condividere esperienze, ed è un po' il tema anche che abbiamo discusso stamattina con i rappresentanti di Shizuoka e di Shimizu, del porto di Shimizu. Noi pensiamo che l'esperienza triestina stia diventando un'esperienza di successo, è la stessa opinione che hanno loro, ritengo che anche loro abbiano delle esperienze positive da trasferire a noi. E io penso che, come stiamo facendo con altri porti internazionali, non solamente asiatici ma anche africani, del Medio Oriente e quant'altro, valga la pena condividere esperienze. Si parte dalle esperienze e poi magari si sviluppano anche dei traffici. È un'esperienza che stiamo facendo con altri e ben venga questa con il Giappone, perché comunque è un luogo che già oggi movimenta sul nostro porto circa 5.500 contenitori, sono stati movimentati l'anno scorso, 2/3 di questa quota è export italiano verso quel paese, 1/3 è importazione dal Giappone. Quest'anno abbiamo una crescita del 30% di questo traffico, quindi è comunque un paese con cui abbiamo relazioni importanti che continuano a crescere, e quindi ben venga anche questo protocollo che ci aiuta a consolidare i rapporti con questa parte importante del mondo. L'attuazione del Porto Franco può aumentare ancora questo interscambio? Ma io penso di sì, ne abbiamo parlato oggi, una delle cose che abbiamo presentato naturalmente non era conosciuta, e quindi io ritengo che in questa crescita di sviluppo delle relazioni con loro il tema dell'allocazione di attività loro sul territorio europeo e nello specifico nei nostri punti franchi penso sia un tema importante.